Edoardo Padovani, player of the match contro le Fiamme Oro. Allora, sicuramente una grande prestazione la tua e soprattutto il Mogliano finalmente si è sbloccato. Sì, assolutamente, è stata una grandissima prova di squadra. Ringrazio, questo premio è di tutti, veramente hanno messo veramente le spalle, il collo, veramente tutti oltre l'ostacolo. E sono veramente orgoglioso della squadra, abbiamo fatto una grande settimana e speriamo questo sia un punto di partenza, insomma. Che cosa vi ha aiutato appunto a sbloccarvi e a fare questa prestazione che vi ha portato alla vittoria? Ma come ti dicevo, sicuramente la preparazione durante la settimana ci ha aiutato ad essere performanti, a sapere tutti il nostro ruolo e poi quando arriva la partita tutti hanno messo il loro e come ti dico è stata veramente una grande prova di squadra. Tu hai fatto una prestazione, non lo dico perché sei qui, ma superlativa. Di solito siamo noi giornalisti che diamo i voti a voi giocatori, invece questa volta ti chiedo che voto ti daresti? Non so, non sono io assolutamente che posso darmi un voto, però ripeto, davvero questo premio è di tutti, adesso vado a godermelo con tutti in spogliatoio. Ecco, ti chiedo solo a chi dedichi questo premio, ecco, così importante che ha decretato anche, che ha dato un grande contributo a questa vittoria? Lo dedico sicuramente alla mia ragazza che è incinta e al nonno che da lassù gli ho dedicato la prima meta. Grazie, complimenti. Grazie, grazie mille. Umberto, grandissima prestazione. Sì, oggi abbiamo giocato molto bene, avevamo il focus sulla difesa, giocare contro le Fiamme, contro un giocatore come Carlo Canna ti dà dei grossissimi dubbi nella fase difensiva. Quando devi difenderlo siamo stati veramente performanti, diciamo, in quasi tutte le parti del gioco. Ottimi mischia nei punti di incontro, insomma una grande partita da parte di tutti i ragazzi. Sì, una menzione particolare a Bellotto che ha fatto una grandissima partita e visto la partita che aveva fatto Andretti la settimana prima non era così scontato, ha fatto vedere che c'è anche lui a combattere per il posto in squadra, questo penso sia molto importante. Quanto avevi lavorato questa settimana per portare a casa finalmente la tanto agoniata vittoria? Sì, abbiamo lavorato tanto, lo staff ha lavorato tanto e ne avevamo bisogno veramente tanto di questa vittoria e come è venuta lasciando a zero mete loro, facendo una ottima difesa. Indicativo anche il fatto che Rosario, praticamente quando la partita era ormai finita, non ha voluto che la squadra avversaria andasse a fare la meta ad 1 centimetro, tenendo alto il pallone. No, questo è un bel segnale, ripeto, hanno lavorato veramente tutti bene in settimana, abbiamo messo una seduta in più di allenamento che non era da programma, hanno capito che bisognava lavorare di più per avere determinati risultati e penso che questo ci dia un po' di morale. Cambia poco secondo me alla fine, però ci aiuta tanto dal punto di vista del morale di andare in campo ad allenarsi. Fratelli Drago, Padovani, insomma Schiabel, una tre quarti mica male. Sì, dai, tutti, e ne abbiamo anche molti che sono infortunati, abbiamo una squadra, non dobbiamo farci illusioni, dobbiamo lavorare, raggiungere l'obiettivo minimo il prima possibile, che è la salvezza, e dopodiché vediamo e cerchiamo di essere in casa ostici con tutti, non lo siamo stati con Rovigo, cerchiamo da adesso in poi di essere ostici con tutti in casa. E adesso come si riparte dal punto di vista positivo, no? E adesso facciamo passare questa sera qua che tutti i ragazzi lunedì andiamo a lavorare, abbiamo la settimana corta per preparare Valo Rugby che è una corazzata, la Coppa Italia, abbiamo tutti gli impegni di Coppa Italia nel girone molto difficile dal punto di vista fisico, quindi saranno 3 partite, poi non abbiamo più una sosta perché dobbiamo recuperare quella di Padova. Tanto godiamoci questa serata con serenità e pensiamo da
dal lunedì al Valo Rugby. Buona presenza di pubblico, c'è stato supporto, no? Si è sentiti gli applausi del pubblico quando i vari giocatori uscivano, insomma. Sì, e dopo anche quando avevamo bisogno di difendere ci hanno dato una mano con Mogliano e questo aiuta tanto. Era da tanto che dall'altro anno che non sentivamo questi incitamenti, quindi un buon segno anche quello lì. Grazie a voi.